Gente che crede di essere sempre dalla parte della ragione. Gente convinta che non ci possa essere spazio a nient'altro che alla rassegnazione. Gente che crede che abbandonando l'euro e restando in questa Europa risolva i suoi mali. Gente che non ha capito il grande inganno della moneta privata. Gente che crede che acquisendo più decisionalità o zone franche dall'Italia abbia risolto i suoi problemi. Gente che parla ancora, udite, udite, di autonomismo. Gente che accetta il fatto che possa esistere di peggio, tanto abbiamo ancora un po' di credibilità da parte degli investitori. Gente che chiama investitori quelli che non sono altro che ladri. Gente che non ha capito la grande truffa di questo sistema. Gente che crede ancora di vivere in democrazia. Gente che predilige il termine indipendenza alla parola libertà. Gente che crede ancora a dogmi imposti. Gente dalla scatola cranica infarcita di ismi. Gente che crede ancora alle parole dette dalla grande ingannatrice, la televisione. Gente che vorrebbe unire quello che non può essere unito. Gente che ancora non ha capito che il diritto internazionale è uno strumento valido, più valido del diritto interno italiano. Gente che ancora non ha capito che il diritto interno di ogni Stato ingabbia. Gente che ammira le trasparenze dei graffi nel cielo. Gente che non ha mai osservato un arcobaleno. Gente convinta che l'aria separi e invece non sa che l'aria è un campo vibrazionale che unisce esseri umani. Gente che non sa che si può comunicare con la sola forza del pensiero dappertutto nel pianeta. Gente che immagina che il male fatto non ritorni con gli interessi. Gente che mette sentenze prima di aver imparato a leggere. Gente che crede sia importante solo quello che fa, mai quello che fanno gli altri. Gente che inconsciamente fa il gioco delle fettenzie. Gente che considera il pianeta come un dono esclusivo per la propria generazione, non un prestito da parte dei nostri giovani. Gente che vota, gente che delega, gente che crede che siano sempre gli altri a doversi esporre, gente che sta bene solo dentro una conigliera, gente ignava, gente amorfa, gente che non conta niente, fino a che non capisce che il cambiamento ha bisogno anche di lei. Gente che preferisce variare piuttosto che stravolgere. Gente che non capisce che a volte è meglio distruggere per ricostruire. Tutta gente che non ha ancora capito il perché sia venuta al mondo. Tutta gente che non ha ancora capito il perché sia venuta al mondo, tanto da preferire l'estinzione dell'umanità alla lotta per redimere questo pianeta. Gente che osserva il mondo di fronte ad uno schermo televisivo.